Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio. Oggi ci troviamo dalle parti di Lesis, un piccolo borgo nei pressi di Clout, e adesso saliremo verso il rifugio Pradut. Opteremo per la strada più semplice, un po' più lunga ma meno ripida. Ecco qua il gruppo di oggi. Gigi laggiù, il primo, è già scatenato come sempre. E ora saliamo. Iniziano già a delinearsi delle sceneggiature assai interessanti. Spettacolo. L'autunno è la stagione più bella, sempre detto. Guarda che nitido. Ce vedi bellissimo, che sono cotto dal lavoro. Passaggio in mezzo alle rocce scavate. Stupendo. Quando la strada scende, il Gigi si scatena nel suo terreno preferito. Guardalo come la piega. Wow, spettacolo! Dov'è che si magna? Di sotto? Arrivati al rifugio Pradut. Spettacolo! 360 gradi. Uh! 1450. Il nostro adesivo l'abbiamo messo in segno di passaggio, che siamo stati anche qua. Umano maestro. Vero? L'adesivo l'abbiamo messo. Bravo. Però il casco, secondo me è lasciato sulla bici. Perché ho la telecamera. È buono. Devi fare le foto ancora? Ho fatto appena fatto. No, metto lì che intanto si vede un po'. Non è il corridore di moto. Come si chiama? Adesso ci sono spettacoli in vista. Quello che corre in moto, come si chiama? Monta? Guarda che ce n'erano parecchie, a parte quella che mi avete mostrato. E sotto lì c'è un rifugio? Bobby. No. Semagno. Ma qua non è male questo olio. Però se metto anche questo, dopo posso andare giù senza niente. Più forte. Non serve più. Pronti? Una volta mangiato si riparte. Giù! Devo digerire il fricomi. Mamma mia. Stupendo, anche qui. Iniziano ad intravedersi colori interessanti del foliage. Un inghiottitoio. Bello profondo. Ma forse no. Direzione Forcella Clautana. Abbiamo scollinato. Wow, che colori!
Wow! Che panorama! Che panorama, ragazzi! Eccoci qua all'imbocco del sentiero degli Alpini. E ora partiamo per la strada degli Alpini verso Casera Casavento. Esatto. Partiamo? Qua c'è parecchio vento, là là! Prestando massima attenzione perché ci sono dei punti un po' esposti. Fantastico! Wow! Fantastico! Occhio alle zone di luci e ombre perché non si vede bene. Fantastico! Guarda come la chiude. Anticipa, bravo. Ma che figata è qua? Ok. Che terreno, ragazzi!
bella traversata. Wow. Occhio qui. Bravo. Bellissima, bellissima. Fighissimo. Occhio ai sassi. Occhio qui, ma è fattibilissimo. Molto bella. Pensa qua con l'acqua. Ferma, ferma. Adesso arriveremo alla casera Casavento perché una signora si è fatta male, caduta, quindi attendiamo i soccorsi lì. Lei sta camminando, per fortuna adesso cammina usata la bici e che voleva tornare in bici ma non se ne parla perché non ha il controllo. Eccoci qua. Casera Casavento. C'è un motivo per cui si chiama Casavento. Chissà qual è. C'è un'aria pazzesca. Guarda, eravamo lassù. Siamo scesi di qua. Andiamo a vedere l'impronta del dinosauro. È potabile quest'acqua? Beh, teoricamente sì, anche se batteriologicamente non saprei. Uomo dinosauro presso Casera Casavento, che risale a 215 milioni di anni fa. Ah, eccola lì. Quella lì sulla roccia. Eccola qua. Proprio questa. Wow. Bene, torniamo alle bici. Che luce. Allora, dopo aver soccorso la signora, ovvero dopo che sono arrivati i soccorsi, adesso proseguiamo, rientriamo verso la macchina e concludiamo il giro. Sono rimasti 4 superstiti qua.
e niente. Che spettacolo! Wow! Eccoci giunti a termine anche di questo giro, sopravvissuti anche stavolta. Ciao a tutti!